siamo invitati tutti allora a seguirli. La cantano loro perché gli danno un significato ancora più profondo e ancora più immaginifico di quanto possa avere. Attraverso il canto corale, attraverso la fusione e l'unione di più voci, abbiamo la sintesi del fare comunità, dei valori della fratellanza che legano, e proprio con il loro canto esalteremo questa fratellanza e questo senso forte di appartenenza. Gli alpini di Crespano, orgogliosi oggi con la loro nuova polo che ricorda i 100+1. Orgoglio per la sezione Montegrappa, orgoglio per il suo consiglio, per il suo presidente che ha già preso posto e fieramente scorta il vessillo di una delle sezioni più blasonate d'Italia. Il servizio d'ordine e cerimoniale fornito dagli abili componenti del direttivo della sezione Montegrappa, ancora una volta sul pezzo, ancora una volta all'opera. E oggi, guarda caso, una leggera brezza che scende dalla valle di Santa Felicita, scende da quelle balze che la comunità crespanese ha ben conosciuto, consapevole della propria storia, sa quanti sacrifici, quanto impegno siano costati, quanto dura sia stata la ricostruzione. E oggi si godono la brezza, la musica d'ordinanza, la presenza delle donne e degli uomini delle truppe alpine dell'esercito, la presenza di tante autorità e il culmine di una serie di festeggiamenti che ha onorato gli alpini, ha onorato gli uomini, le donne di questa città, ha onorato la storia della nostra sezione Montegrappa. Signore e signori, pochi minuti ancora e prenderà il via ufficialmente la cerimonia di commemorazione solenne dei 100+1 anni di costituzione del gruppo Alpini di Crespano del Grappa. L'ingegner Tonella, oggi capogruppo, fieramente scorta la fiamma che riassume i veci della Naia del Grappa, la fiamma che ha trovato nella casa realizzata e intitolata al Castagner della Madonnetta, il luogo sacro dove essere custodito, una sede prestigiosa, una sede a servizio della comunità, una sede dove si lavora con la testa e si fa anche un po' di festa quando è necessario. Gloriosa fiamma nella quale si riassume la centenaria storia di questi alpini, dai Veci Veciorum, reduci del primo conflitto mondiale, ai ragazzi che hanno partecipato alla ricostruzione dopo il terremoto del Friuli, a quelli che prima ancora hanno contribuito a ricostituire i fili della comunità del Vajont distrutta dall'immane tragedia di quella esondazione, e via via hanno partecipato a tutte le vicende d'Italia, vicende naturali, vicende umane, storiche, vicende che hanno segnato la comunità nazionale, ma che hanno visto ancora una volta protagonisti i nostri alpini, la nostra gente, le nostre famiglie. Autorità, associazioni d'arma, gentile pubblico, signore e signori, buongiorno. Con la celebrazione di oggi, le celebrazioni per la commemorazione del centenario del gruppo Alpini di Crespano raggiungono il momento di maggior valore. È questo il motivo per il quale il Comune di Pieve del Grappa,
ha deciso di intitolare il parco cittadino al 7° Reggimento Alpini di Belluno, unendo simbolicamente le due facce della stessa medaglia con un gesto concreto di profonda gratitudine e meritata stima. La cerimonia di oggi si aprirà a breve con gli onori iniziali ai simboli e alla massima autorità militare. Successivamente lo schieramento procederà in corteo lungo via Molinetto per riprendere posizioni di fronte al monumento ai caduti, cui renderemo un doveroso omaggio dopo aver dispiegato al vento il tricolore con la cerimonia dell'alza bandiera. La cerimonia proseguirà poi fino dinanzi all'ingresso del parco cittadino, che verrà intitolato, come detto, al 7° Reggimento Alpini. Dopo lo scoprimento e la benedizione della targa commemorativa, il corteo riprenderà il movimento per raggiungere piazza San Marco, dove la cerimonia avrà il suo culmine. Lo schieramento, che oramai ha preso forma grazie all'amministrazione comunale e al cerimoniale della sezione alpini Montegrappa e del gruppo alpini di Crespano, vede schierati la fanfara della Brigata Alpina Iulia, il picchetto d'onore del 7° Reggimento Alpini, le autorità civili, militari e religiose, la Filarmonica di Crespano del Grappa, le associazioni combattentistiche d'arma, le sezioni e i gruppi ospiti dell'Associazione Nazionale Alpini e tutte le associazioni di volontariato locali che a diverso titolo partecipano a questo evento. Vengono ora resi gli onori al vessillo della sezione Montegrappa dell'Associazione Nazionale Alpini, accompagnato dal gagliardetto del gruppo alpini di Crespano del Grappa, che si inserisce nello schieramento. Picchetto, atti! Onori al vessillo e al gagliardetto! Vengono ora resi gli onori al gonfalone del comune di Pieve del Grappa, che si inserisce nello schieramento scortato dal sindaco signor Annalisa Rampini. Picchetto, atti! Presenta! Onori al gonfalone del comune di Pieve del Grappa.
64esimo comandante del 7° Reggimento Alpini, colonnello Andreas Francesco Schifeo, che passerà in rassegna lo schieramento. Picchetto, presenta! Onori al comandante del 7° Reggimento Alpini. Fanfara della Brigata Alpina Giulia, picchetto d'onore del 7° Reggimento Alpini, pronti per la rassegna.
associazioni, cittadinanza, signore e signori, la cerimonia prosegue con uno sfilamento in parata lungo il centro cittadino. Il corteo sarà aperto dalla fanfara della Brigata Alpina Giulia, a seguire il picchetto d'onore, il gonfalone comunale, le autorità cittadine e militari, la Filarmonica di Caspano del Grappa e le associazioni combattentistiche d'arma e tutti gli alpini partecipanti. Prego quindi lo schieramento di volgersi alla propria sinistra, occupando la carreggiata, predisponendosi per la parata. La propria destra. Picchetto. Spar! Up!
associazioni d'Arma non mancano i simboli di quella generosa rete sociale che è costituita dall'ABIS, dall'AIDO, dalle associazioni di partecipazione attiva ai valori della nostra comunità. In principalità richiamo la vostra attenzione sul coro Monte Castello. Guardatevi, compresi nel fatto che saranno loro a intonare la canzone degli italiani e non può non esserci un pizzico di commozione. Certo, non si esibiranno in un programma, non regaleranno a noi le note che di solito diffondono e generosamente riempiono le nostre serate in momenti di grande vicinanza alle case di riposo, alle persone in difficoltà, nelle nostre piccole feste di commello e di paese, ma cantando la canzone degli italiani insieme agli ospiti, insieme alle autorità, insieme alla popolazione, insieme ai nostri alpini inardi, daranno il senso e la grandezza di che cosa significa essere patria. Autorità, associazioni, signore e signori, proseguiamo il programma celebrativo di oggi con la cerimonia dell'alza bandiera. Desideriamo ricordare a quanti sono qui presenti che con la cerimonia di oggi il Comune di Pieve del Grappa intende onorare il centenario del gruppo Alpini Crespano e intitolare in questa evocativa occasione il parco cittadino posto poco più avanti lungo via 4 novembre al 7° Reggimento Alpini. Come annunciato tra qualche istante sulle note dell'inno d'Italia eseguito dalla fanfara della Brigata Alpina Giulia, 2 alpini del gruppo di Crespano del Grappa isseranno il tricolore nazionale accompagnato dalle voci del coro Monte Castel che vediamo già schierato qui avanti a noi. Invito tutti i presenti ad accompagnare con la propria voce il canto degli italiani. Momento più significativo, gli onori ai caduti del comune di Pieve del Grappa e con essi ai caduti di tutti i conflitti. Prego tutti i presenti di osservare un doveroso silenzio. La corona d'alloro sarà accompagnata dal sindaco
comandante del 7° Reggimento Alpini, colonnello Andrea Francesco Scipeo, dal presidente della sezione Alpini Montegrappa, signor Giuseppe Rugolo, e dal capogruppo ANEL di Crespano, ingegner Fabrizio Tonella. Picchetto, atti! Presentat! Onori ai caduti! Autorità, associazioni, signore e signori, la cerimonia prosegue con il corteo che prende il movimento per portarsi nei pressi del parco cittadino dove avverrà l'intitolazione al 7° Reggimento Alpini. Prego quindi lo schieramento di volgersi alla propria destra occupando la carreggiata e predisponendosi nuovamente per la parata. Picchetto, atti! Fiantes, destra! Spal, arma!
Ortigara, sulle balze della Bansizza, ha costruito la sua storia nel fango dell'Albania e della Grecia, ha vissuto nel fronte occidentale e nell'occupazione della Balcania pagine di guerra durissima, di lotta senza quartiere, dove solo la fermezza, la civiltà, la coerenza, lo spirito di sacrificio ha consentito a quei reparti, a quegli uomini, a quei soldati di rientrare e di conservare orgogliosamente il loro cappello, nella consapevolezza di non aver abdicato a nessuno dei giuramenti costitutivi lo spirito degli alpini. 1887 nasceva a Conegliano il 7° Reggimento Alpini, la sua sede invernale, per poi andare in operazioni in Cadore, frequentare le valli del Cordevole, conoscere le valli del Comelico e via ancora più su. Siamo felici e orgogliosi oggi di intitolare questo luogo di svago, questo luogo di serenità agli uomini e oggi alle donne anche delle truppe alpine dell'esercito, il 7°. E allora ancora ci raggiungono, insieme con la Brezza del Grappa, i motti dei nostri reggimenti e delle nostre brigate. Più salgo, più valgo, ad eccelsa tendo, in nomine tanto fierissima. Autorità, associazioni, signore e signori, proseguiamo il programma celebrativo di oggi con la cerimonia di intitolazione del Parco cittadino al 7° Reggimento Alpini. Ancora una volta desideriamo ricordare a quanti si sono uniti a questa giornata che con le celebrazioni odierne il Comune di Pieve del Grappa intende onorare il centenario del gruppo Alpini di Crespano con un gesto dall'elevatissimo valore simbolico, quale segno di profonda riconoscenza per gli alpini in servizio e in congedo che quotidianamente sono al servizio del Paese e delle nostre comunità locali. Verrà ora scoperta la targa del Parco cittadino che da oggi porterà il nome del gloriosissimo 7° Reggimento Alpini. Prego il signor Sindaco, il comandante di reggimento e il capogruppo degli Alpini di Crespano di avvicinarsi.
Proteggi il tuo popolo, Signore. La nostra Italia, perché fedele alla sua tradizione cristiana, con l'aiuto di San Francesco di Assisi, di Santa Caterina da Siena, custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorra efficacemente all'edificazione di una vera casa comune nella nuova Europa. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. La nostra terra, che nello sviluppo scientifico tecnologico non vada perduto il bene di una stabile armonia tra i cittadini della stessa patria, tra gli uomini e l'ambiente naturale, tra le creature di Dio, creatore e Padre. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché illuminato dalla sapienza che viene dall'alto e sorretto dalla concordia di tutto il corpo sociale, possa adempiere il suo compito di custode dei diritti e delle libertà comuni e di rappresentante dell'unità nazionale. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori, tutori delle libertà, perché sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovano con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita, e per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore li accoglie nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Preghiamo. Benedetto sei tu, Dio, nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che i cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo, nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sotto la protezione del Redentore, a cui dal 1900 è dedicato il Monte Grappa, richiediamo l'intercessione di Maria, Madonna del Grappa, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Ave O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ringraziamo il parroco di Cestano, Doverano, per questo momento di preghiera. Autorità, associazioni, signore e signori, proseguiamo il programma rimettendoci in movimento in parata verso piazza San Marco, dove la cerimonia avrà il suo culmine e conclusione. Prego lo schieramento di volgersi alla propria sinistra.
paio di mesi fa, una cerimonia suggestiva che li ha resi consapevoli che il cappello alpino non è un oggetto di corredo, ma è un giuramento, è una fedeltà, è una promessa di impegno e di fedeltà. E noi a questi ragazzi e a queste ragazze siamo davvero grati per essere qua a rappresentare la nostra istituzione. Le autorità e i sindaci, i signori sindaci della Pedemontana del Grappa, il rappresentante della provincia di Treviso, cosa dire? Grazie, ma grazie davvero per essere qua a fare squadra, a rappresentare l'universo mondo amministrativo che oggi ha maggiormente bisogno del vostro impegno. La rappresentanza dei nostri amici austriaci, siete i benvenuti e lo siete da sempre. Ci siamo combattuti sulle basi del Monte Grappa, ma adesso siamo davvero fraterni amici. Con la Croce Nera collaboriamo per la manutenzione dei nostri sacrari, con voi costruiamo la pace d'Europa. Grazie. La rappresentanza del Chei dal Friuli, di quel popolo di ufficiali superiori che hanno costituito, addestrato, promosso la morale e lo spirito degli alpini. Grazie per essere qua con noi. Rappresentate non solo le terre alte del Friuli e la storia del nostro 8° reggimento alpini, la storia dei nostri reparti di artiglieria da montagna, ma siete un faro, un punto di riferimento. E con voi i rappresentanti delle associazioni combattentistiche in arma, gli uomini dell'Associazione Nazionale Carabinieri, i rappresentanti dell'arma aeronautica, i rappresentanti della specialità dei bersaglieri, dei paracadutisti, delle specialità che contraddistinguono la nostra forza armata. E poi quanto bella e compita è la nostra sezione ANA Monte Grappa e la sezione di Treviso. Abbiamo il consiglio direttivo della Monte Grappa, ma il prezioso vessillo della sezione di Treviso, con le sue 5 medaglie d'oro, con il ricordo dei nostri gloriosi combattenti e con quel nome che li presenta ovunque, terra del Piave, del Montello e del Grappa, indissolubilmente legata alla storia d'Italia. La nostra filarmonica di Crespano del Grappa, numerosissimi oggi, tutti insieme, tutti a suonare per corrispondere alla bravura dei ragazzi della Pappana della Giulia, tutti a suonare per alzare alte le note della riconoscenza, dell'amicizia, del piacere di festeggiare i 101 anni di questo meraviglioso gruppo, il gruppo dei Veci, il gruppo degli storici ambasciatori alpini della Pedemontana del Grappa, l'ultracentenario, perché sono 101 gli anni del gruppo di Crespano del Grappa, quei della Naia del Grappa. E parlare di Naia del Grappa significa rievocare una storia lunga e davvero impegnativa. Sono gli uomini che hanno vissuto le realtà di Crespano, di Borso, di San Zenone, di Ponte, di Paderno, di Castelcucco, di Possagno e di Cavaso, attivi con il nome di Naia del Grappa fino al 1942. Dopo la guerra fecero una breve parentesi con la sezione di Treviso, per poi ritornare prepotentemente e orgogliosamente sotto le loro pendici e le loro insegne, quelle della Valle di Santa Felicita, quelle delle Meate, quelle delle balze più impervie e scoscese del Monte Grappa, la loro terra e la loro casa. Ed è così che con i capigruppo, alcuni emeriti presenti oggi con noi, gli anni sono trascorsi con Emilio Polo, con Gianni Chiavacci, con Mario Vecchiori, con Renato Fuga, con Sebastiano Bortolazzo, con
Don Sebastiano Prevedello per arrivare ai nostri ultimi anni con il grande Remigio Torresan, con noi oggi, con Pietro Torresan e con Fabrizio Tonella. Con Pietro e Fabrizio abbiamo costruito questi ultimi anni di impegno e di sacrificio, mentre davanti a voi sfila anche il reparto delle salmerie, che ci restituisce un'immagine non inconsueta della nostra pedemontana, quando si andava in grappa a fatica sulle mulattiere a dorso di mulo, la nostra famosa Jeep col pelo. Fra i molti fatti che qualificano questo gruppo nei suoi 100 anni, scocca la data del 1932, 13ª adunata alpina a Napoli. Gli alpini di Crespano portano in quella città un monolite del peso di 25 quintali proveniente dal massiccio del Grappa. Ebbene, oggi quel monolite fa bella mostra di sé ed è punto di riferimento per i ragazzi della scuola militare Nunziatella. Quando i ragazzi passano davanti a quel monolite, in quella sala d'onore, spargono i tacchi e si mettono sull'attenti, consapevoli che in quel passo ci sono i sacrifici, c'è la storia e la memoria, non solo degli alpini, dei fatti, degli artiglieri, c'è la storia e la memoria dell'intera comunità del Grappa e dell'intera comunità nazionale. Davanti a voi, la società filarmonica Crespano del Grappa! Il nostro coro, il coro alpino Monte Castello, anche cantando si ripropongono i valori della nostra comunità, anche andando nelle case di riposo, anche prestandosi a cantare per i nostri vecchi, per portare un tocco di serenità e di gioia all'interno delle nostre famiglie e delle nostre feste. La nostra memoria come si cristallizza. Guardate questo parterre, questo meraviglioso scenario, gli ingredienti preziosi che fanno la storia delle nostre comunità. E tanti crespanesi, ci riempie il cuore, tanti uomini, tante famiglie, tanti ragazzi di Crespano del Grappa, della comunità di Pieve del Grappa presenti, per dire che ci siamo, ci crediamo, per dire che gli alpini non bisogna inventarli come scrive qualcuno, gli alpini ci sono, bisogna continuare a lavorare perché ci siano e continuino a esserci. Si posizionano le 66 fiamme dei gruppi della sezione Monte Grappa, la sezione di Bassano. Non è facile fare un commento di questa realtà, non è facile raccontare la storia di questa gente, una storia piena di sacrifici, una storia però piena di fedeltà e di fede, quella fede costitutiva, là dove la provvidenza ci ha posto a baluardo delle nostre contrade. Ed è così che proprio il gruppo di Crespano, quei della Naia del Grappa, andavano a posizionare nel 1934 un cippo in Val Calcino, la Val Calcino, là dove nella prima battaglia d'arresto si sacrificarono gli uomini allora, proprio quelli della Bala Bianca, quei ragazzi del battaglione Alpini Feltre. Quelli sono gli eredi di questa storia. Questi giovani sono la continuità storica e questi che li vedete un po' defilati
continuità ideale che ha costruito la nostra comunità nazionale. Questi sono i nostri veci, i nostri veterani del Vajont, i veterani del terremoto del Friuli, i veterani di Rossos, i veterani della costruzione delle tante case sparse in giro per l'Italia, i veterani che hanno realizzato il Castagnerde a Madoneta, i veterani dei luoghi sacri alla memoria della patria. Questi che festeggiano oggi i loro 101 anni, i veterani del gruppo Alpini di Crespano. Benvenuti e ben festeggiati. Avete fatto festa per 3 giorni, oggi festa finita, si alzerà il bicchiere e inevitabilmente tra le fila degli alpini si alzerà una voce che dirà: bravo, tessista bravo, però va a quel paese. Quella voce che dice che lo zaino lo si porta sempre, che lo zaino non rende merito, non fa crescere, non fa diventare grandi e inarrivabili, ma lo zaino mantiene bene a terra, con i piedi per terra, con la bussola della solidarietà, della continuità, della memoria e della presenza, con la bussola dei valori civici che da sempre ci contraddistinguono. Abbiamo un nutrito parterre di autorità alle quali siamo felici di dare la parola, non senza ricordare che oggi il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha inviato un messaggio affettuoso alla signora Sindaco Annalisa Rampin e agli alpini della Pedemontana del Grappa e del gruppo di Crespano. Un messaggio dove si parla di fedeltà, si parla di amore, si parla di generosità, dove si riconoscono agli alpini i grandi meriti che ne hanno resa luminosa e imprescindibile la loro presenza. Lo ringraziamo per questo messaggio, lo ringraziamo per la sua vicinanza. Sappiamo che il Presidente della Regione ci vuole bene e noi da questa piazza, da questa chiesa, da questo acrocoro di vette e di balze del Monte Grappa rispondiamo in coro che non basta riconoscerci i meriti, ci vogliono anche fatti e azioni, ci vuole la proposta seria di una continuità, la valorizzazione seria dei valori morali, etici che caratterizzano gli alpini. Signore e signori, prende la parola il sottufficiale di corpo del 7° Reggimento Alpini, Leonardo Ronzani, per l'avvio della parte ufficiale della commemorazione dei 101 anni del gruppo Alpini di Crespano del Grappa, la Naia del Grappa. Ringrazio prima di tutto Nicola perché veramente mi imbarazza con il suo affetto, ma lo ringrazio di cuore perché è un fratello. Autorità, associazioni, signore e signori, eccoci dunque alla fase centrale e conclusiva del programma celebrativo di oggi. Ancora una volta l'abbiamo fatto per tutto il programma della mattinata, desideriamo ricordare a quanti si sono uniti qui in Piazza San Marco la cerimonia di oggi. Con la cerimonia di oggi il Comune di Pieve del Grappa intende onorare l'importante traguardo del centenario raggiunto dal gruppo Alpini di Crespano e il legame con gli alpini in armi e in congedo. Porge quindi il suo saluto il capogruppo di Crespano del Grappa degli Alpini, ingegner Fabrizio Tonella. Buongiorno. Benvenuti alla festa del centenario del gruppo Alpini di Crespano. I ringraziamenti. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Pieve del Grappa, il sindaco Annalisa Rampin, gli assessori e tutti i consiglieri comunali, il 7° Reggimento Alpini con il comandante colonnello Andrea Francesco Schifeo, il picchetto d'onore, la fanfara della Brigata Giulia, Capitano Manlio Malaspina, comandante della compagnia Carabinieri Castelfranco Veneto,
maresciallo Tiziano Cheloni, comandante della stazione Carabinieri di Pieve del Grappa, il luogotenente Stefano Cimolino del 51esimo Stormo, la direzione del Sacrario Militare di Cima Grappa, rappresentata dal graduato aiutante Furnari, l'onorevole Enela Donazzan, europarlamentare e assessore regionale, Claudio Sartor, delegato della provincia di Treviso, tutti i sindaci presenti, il vessillo della sezione Montegrappa al presidente Giuseppe Rugolo, il vessillo della sezione di Treviso, i gagliardetti di gruppi di Paderno e Fietta, nostri compaesani, i gagliardetti del gruppo di Villanova dello Iudrio e del gruppo Udine Est, il gagliardetto del gruppo Cavoretto della sezione di Torino, tutti i gagliardetti e gli alpini presenti, il reparto Salmerie, gli amici Johannes Piauser e Sebastian Brunner della delegazione austriaca, il parroco Monsignor Gaetano Borgo e la parrocchia di Crespano, la società filarmonica e il coro Monte Castel, l'AVA Protezione Civile, Pedemontana Emergenza, l'associazione GEM, la Proloco e tutte le associazioni presenti e gli alpini di Crespano per l'impegno e il lavoro svolto in queste settimane. Tra le belle, numerose e fortunate, ma per noi non fortuite coincidenze che hanno accompagnato i preparativi del centenario e il laborioso cantiere che lo ha sostenuto, certamente a bella evidenza resterà nella nostra memoria questa data, perché resa più solenne per la presenza straordinaria della rappresentanza del 7° Alpini di Belluno con il suo comandante, il picchetto armato e la fanfara della Giulia. Molti sono gli alpini di Crespano che hanno svolto il servizio militare nel 7°, molti alpini musicisti della nostra filarmonica che hanno suonato nella fanfara della Giulia. Questa piazza ha già ospitato altre volte l'esibizione della mitica fanfara e oggi salutiamo e ringraziamo la rappresentanza del 7° e la presenza della fanfara della Giulia. Cosa significa? Quale motivazione supporta il festeggiare il centenario di un gruppo alpini? In questi giorni, riflettendo, ho pensato a quanto ci è accaduto 2 sabati or sono nelle nostre abituali attività di gruppo. Con la partecipazione attiva al mattino allo svolgimento della festa della locale scuola d'infanzia, su presso il SEE del Castagner, un ragazzino ha chiesto al suo papà: ma chi sono quelli con il cappello? E il papà gli ha spiegato con parole adatte chi sono gli alpini. Lo stesso pomeriggio, con gli ospiti della nostra casa di riposo, siamo stati chiamati ad attivare la cucina per una festa con i familiari. Al saluto di rito, annunciando le iniziative del prossimo centenario, ho chiesto se ci fosse tra i presenti un centenario. Un signore anziano ha alzato la mano. Sono andato a salutarlo e mi ha detto di essere della classe 1921. Confidandomi, ho vestito la divisa militare 54 mesi di seguito. Ripensando il tutto nei giorni mi sono fatto l'idea. Il centenario di un gruppo alpini si può riassumere nelle 3 parole: il passato e quindi la memoria, il futuro con le nuove generazioni, il presente con il volontariato. A quel ragazzino qualcuno dovrà raccontare la grande storia degli alpini. L'anziano che per quasi 5 anni ha indossato la divisa va l'onore e il ricordo. Questi 2 momenti, il passato e il futuro, li celebriamo nel presente, con la quotidianità del volontariato alpino e oggi con questa grande festa. La storia del gruppo degli alpini di Crespano inizia il 24 maggio del 1923, riportata nel vecchio gagliardetto ritrovato qualche anno fa e che oggi ha sfilato con noi. Per qualche tempo, forse per la sua posizione geografica ai piedi del massiccio del Grappa, il gruppo raccolse attorno a sé altri gruppi limitrofi.
formando addirittura una sottosezione. Il Grappa, la sua storia, il Sacrario, la Madonnina sono sempre stati per tutti i gruppi alpini della Pedemontana e in particolare per Crespano un riferimento costante di tutte le iniziative. Scorrendo la lista dei nomi di capigruppo che si sono succeduti, compaiono personaggi storici importanti che hanno dato forza e lustro al gruppo con iniziative di rilievo. Di tutti però vorrei citare un nome. È un ex capogruppo che nonostante le difficoltà di spostamento e di salute è qui con noi. È l'alpino Sebastiano Bortolazzo, classe 1940, capogruppo. L'applauso lo proponevo, l'avete fatto, grazie. E riconoscente ricordo va a coloro che sono stati i fondatori, riconoscendo la loro splendida intuizione di allora e a quanti negli anni hanno mantenuto fede allo spirito e al motto onorare i caduti aiutando i sopravvissuti. È un augurio per il futuro. Spesso gli alpini nei loro discorsi parlano di dovere, di valori, di memoria e appaiono le nuove generazioni fin troppo seri e austeri. Mi chiedo, come ci raccomandò tempo fa il nostro Presidente, se nel futuro sappiamo coniugare il rispetto di quei principi con una sana allegria, un'ironia intelligente e una visione positiva delle vicende attorno a noi. La nostra presenza tra la gente sarà così più serena, gioiosa, creando legami con le persone che ci osservano e ci vogliono bene. Con grande abbraccio alpino, auguro buon compleanno al gruppo Alpini di Crespano. Sulle significative parole del capogruppo di Crespano, ingegner Fabrizio Tonella, diamo ora la parola al sindaco, signora Annalisa Rampin, che porta il saluto dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Pieve del Grappa a sottolineare le motivazioni di questo solenne evento. Grazie, buongiorno anche da parte mia. Mi unisco ai saluti a tutte le autorità e a tutti i gruppi e sezioni partecipanti che ha fatto prima il nostro capogruppo Fabrizio Tonella. Oggi siamo qui in una giornata importante per celebrare gli oltre 100 anni di un gruppo che è stato fondato da persone che hanno combattuto lassù sul Monte Grappa e che fin da subito hanno pensato di costituire un gruppo per continuare a celebrare i nostri eroi sul Grappa, per far sì che ciò che era successo sul Monte Grappa, ciò che loro avevano vissuto non fosse dimenticato, e hanno fatto, appunto come ricordava prima Nicola Stefani, quel bel gesto di portare il masso a Napoli alla Donata, quel masso che ancora oggi a Posillipo, dove sono appunto tumulati tutti gli eroi che per la campagna rappresentano la loro storia, c'è anche questo masso del Grappa. Ed è bello perché oggi davvero siamo qui in tanti a celebrare questo gruppo, e come i compleanni è bello perché ci sono gli amici più cari, c'è la famiglia, siamo qui tutti fratelli accomunati da una grande madre che è la nostra patria, ma soprattutto siamo tutti figli del Grappa. Il vedere oggi, incrociando gli sguardi, vedo tutte persone che in qualche modo da tantissimi anni, da sempre, per il Grappa, per i nostri caduti, per la nostra storia, per il nostro paese, fanno sempre qualcosa. Abbiamo lo speaker Nicola Stefani, abbiamo qui la nostra filarmonica che da sempre accompagna la cerimonia della prima domenica di agosto, abbiamo il Coro Montecastel che nonostante non accompagni la cerimonia della prima domenica di agosto, ad ogni occasione in cui c'è una cerimonia sul Monte Grappa, e epiche sono state le cerimonie di tumulazione a cui hanno partecipato, loro rispondono presente. Abbiamo qui la sezione Monte Grappa, ovviamente, che è la sezione che ci rappresenta tutti, però abbiamo qui anche le altre sezioni, soprattutto Treviso, la sezione che danno una mano nella custodia e aiutano onor caduti appunto nella gestione del sacrario
contrario, soprattutto nei fine settimana. Abbiamo qui rappresentanti del 51esimo Stormo, per esempio, che ci fa da ponte per l'atterraggio nel momento in cui le nostre massime autorità non hanno i tempi tecnici per riuscire a raggiungere la cima in tempo per la cerimonia. Abbiamo il nostro comandante di stazione, il comandante della compagnia di Castelfranco, che tanto fanno anche per la cerimonia, per appunto fare in modo che la sicurezza ci accompagni. Tutti i sindaci che immancabilmente sono presenti sotto il sole, sempre puntuali e sempre attenti a onorare i nostri caduti. Abbiamo i nostri amici Hannes e Sebastian, rappresentanti della delegazione austriaca, che non mancano e ogni anno sono presenti. Pensate che durante il Covid noi abbiamo fatto una deposizione corona, abbiamo fatto le cose in maniera ridotta, loro non potevano raggiungerci con la cerimonia e l'hanno seguita in streaming, quindi il legame c'è ed è forte. E poi che dire, abbiamo qui il nostro nuovo europarlamentare, l'onorevole Donazan, che non ha mancato mai una cerimonia e che non poteva che essere qui con noi. Sicuramente ho dimenticato le altre associazioni combattentistiche che ci danno una mano, i paracadutisti, i fanti, tutti sono sempre legati e presenti al nostro Monte Grappa. Ecco perché, colonnello, non potevamo non dedicare e lasciare un segno anche del settimo a Crespano, in particolare a Pieve del Grappa, perché anche il settimo c'è sempre, perché grazie appunto alla collaborazione abbiamo il picchetto sempre presente, siete sempre presenti, oltre ad aver formato e accolto come una famiglia molti dei nostri giovani alpini, e quindi siete parte anche voi della grande famiglia del Monte Grappa. Ecco perché io non posso che essere davvero orgogliosa, onorata di essere qui su questo palco con voi oggi, perché davvero siamo una grande famiglia che oggi celebra, festeggia, ricorda, non dimentica quelli che sono più avanti, non dimentica tutti quei capogruppo che hanno fatto sì che oggi fossimo qui, perché vi garantisco, il gruppo di Crespano, che saluto, bravissimi, una settimana straordinaria. L'obiettivo non era quello di dire guardate che bravi, celebriamo i 101 anni, era quello di dire grazie a tutti quelli che ci hanno preceduto, oggi siamo qui a celebrare 101 anni, quindi per loro dobbiamo fare le cose fatte bene e soprattutto per il nostro paese dobbiamo fare in modo che Crespano dia i giusti onori a chi ci ha preceduto e a chi verrà dopo di noi. Quindi io non posso che ringraziare tutti voi, amici e fratelli, che siete qui con noi oggi a celebrare un grande gruppo, il gruppo Alpini di Crespano. Lunga vita al gruppo di Crespano, lunga vita a tutte quelle persone, a tutte quelle istituzioni che non dimenticano e che rendono grande la nostra patria, ma soprattutto il nostro Monte Grappa. Buona festa! Ringraziamo per le sue parole il sindaco Annalisa Rampin. Prende ora la parola il 64esimo comandante del 7° Reggimento Alpini, il colonnello Andrea Francesco Schifeo. Guante di riposo, grazie. Prima di aprire con i saluti vorrei rivolgermi alla cittadinanza di Pieve del Grappa e dire ad essa grazie per la vostra accoglienza. Il 7° Alpini è onorato di questo invito e di essere qui oggi. A nome dei loro comandanti vi porto il saluto delle truppe alpine e della Brigata Alpina Giulia, qui rappresentata da noi e dalla sua eccezionale fanfara. Ringrazio le autorità civili, militari e religiose presenti. Un particolare ringraziamento al sindaco Annalisa Rampin e all'amministrazione comunale di Pieve del Grappa qui presente. Un grazie affettuoso, ovviamente fraterno, all'Associazione Nazionale Alpini e in senso più profondo agli Alpini di Crespano ed al suo capogruppo, ingegner Fabrizio Tonella, che nell'ambito delle celebrazioni del loro centenario sono stati promotori di questa eccezionale iniziativa. La presenza poi dell'onorevole Elena Donazan, che ringrazio sentitamente, onora ed amplifica questa splendida occasione da vivere insieme. Ricevuta la notizia che il comune di Pieve del Grappa e gli Alpini di Crespano desideravano intitolare il parco cittadino al 7° Alpini, non vi nascondo che dopo gli iniziali sentimenti di entusiasmo e soddisfazione mi è sorta spontanea una riflessione.
Cosa spinge un'amministrazione comunale, il gruppo Alpini, una comunità ad intitolare un luogo, una via pubblica, un manufatto ad un reparto dell'esercito ed in particolare ad un reparto alpino? Oltre all'ovvia indissolubile legame con il territorio che gli alpini tradizionalmente hanno. Parzialmente ho ricevuto già la risposta, però consentitemi di aggiungere che nel nostro paese sono molti i luoghi che ricordano reparti delle forze armate e il motivo è normalmente riconducibile ad eventi bellici, ma questo è avvenuto nella maggior parte dei casi nei decenni che hanno seguito i due conflitti mondiali. La mia riflessione poneva sul quesito: perché ora? In questo senso, a caldo, mi è venuto subito in mente il Settimo si è distinto per tenacia ed eroismo sui luoghi come il Solaroli, il Val d'Eroa, la Val Calcino, il Fontana Secca, luoghi che sono certo dicano molto a voi come a me. Poi ho pensato alla medaglia d'oro al valor militare Angelo Ziliotto, nativo di queste terre ed eroico alpino portaordini in Russia. Quando mentre infuriava il freddo e la battaglia, oltre a combattere, salvò da morte certa il generale Nasci, portandoselo in spalla nella tragicamente famosa ritirata che ne seguì. Il suo nome è davanti ai miei occhi ogni giorno quando salgo al comando, sulle lastre in rame che ricordano le medaglie d'oro del reggimento. Però ho pensato, non sarà solo questo, solo la storia. Scendendo nel piazzale della caserma Salsa d'Angelo, sede del Settimo Alpini, nella città di Belluno, la mattina dopo, quando come ogni giorno il reparto si schiera per la cerimonia della zabandiera, ecco lì, ho trovato un'altra risposta, rappresentata distintamente dal tricolore e dal monumento che domina la nostra piazza, il monumento che rappresenta il Vecio e il Boccia. L'anziano soldato maturo, fermo, esperto ma sicuro nel suo gesto di indicare la via al soldato più giovane, che zaino in spalle è pronto ad affrontare le sfide mantenendo ancora quel rispetto dell'ignoto e della sua recente preparazione. Ecco, la risposta sta in una parola forte che lega e caratterizza questi due simboli, e aggiungo il rispetto. Negli importanti concetti espressi poco fa dal capogruppo e dal sindaco, io ho ritrovato questa parola. L'ho ritrovata anche nell'accoglienza straordinaria che il Settimo Reggimento Alpini sta ricevendo qui oggi dalla comunità di Pieve del Grappa e dagli alpini di Crespano. A questi si aggiungono parole quali memoria, ricordare chi ci ha preceduto lungo il cammino del dovere, sacrificio in onore dei nostri caduti, tutti, valori, patria, dovere e senso della responsabilità e solidarietà, tra coloro che hanno scelto non solo il mestiere delle armi, condividendo i sacrifici che i nostri soldati fanno addestrandosi e operando in patria come all'estero, spesso lontano dai propri affetti, ma anche con coloro che hanno scelto di servire gli altri e servire con un giuramento. A questo ho quasi finito. Concludo dicendo: sguardo al futuro, ai giovani e alla modernità con una solida base valoriale. Sono quindi qui con piacere a dire a nome degli uomini e delle donne del Settimo Reggimento Alpini che ho il privilegio e l'onore di comandare e di cui vedete una parte schierata su questa bellissima piazza. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie per il rispetto e per condividere insieme quei valori che costituiscono la fiamma che anima le istituzioni, le forze armate, le associazioni, le comunità locali ed i semplici cittadini di questa nostra amata Italia. Voi avete espresso oggi la volontà di una comunità di affermare con un gesto importante e solido, resistente al superficiale oblio del tempo, quell'abbraccio indissolubile che cinge affettuosamente un reparto dell'esercito e in più particolare gli alpini alla comunità, alla memoria, alla patria. Viva il Settimo, viva gli alpini, viva Pieve del Grappa. Grazie. Ringraziamo il comandante del Settimo Reggimento Alpini per queste parole evocative e dense di significato. Puntuale, premurosa e fedele amministratrice,
Ci onora, come detto, della sua presenza l'onorevole Elena Donzan, eurodeputata e assessore della Regione Veneto, a cui con affettuosa gratitudine diamo la parola. Comandante, grazie, perché lei ci onora con la sua presenza, ci onora con un picchetto, ci onora con la fanfara della Giulia. Ci onora e ha usato una parola, un verbo che sento mio e nostro, affermare. Noi oggi affermiamo identità. L'identità è un fatto del passato che ereditiamo, è un fatto che si vede nella nostra identità cristiana, si vede nella nostra identità di confine, ciò che ci ha fatto italiani, la grande guerra. L'identità è dietro le nostre spalle, dietro le vostre spalle. Sono le famiglie che ci supportano, anche la sua che oggi è venuta qui. E spero che l'abbraccio che lei sente, che sentono gli alpini in armi quando vengono in ogni contrada del Veneto, sia anche quello che rassicura la sua famiglia, le vostre famiglie, che qui l'identità è affermata. Ma l'identità è un fatto del presente, se non si afferma qualcuno la mette in discussione. E noi stessi, se non la affermiamo, e così saluto i sindaci con quel tricolore, e il nostro sindaco Rampin, a cui faccio gli auguri per i prossimi 5 anni, per continuare ad essere quella capace amministratore e amministrazione che sa tenere alta la bandiera dell'identità. A Cimagrappa come sui nostri territori. È un fatto del presente. Se non la affermiamo non esiste. Ed è un fatto del futuro che ci deve riguardare tutti. Perché se abbiamo ereditato, come ha detto il comandante, onore, valore, esempio, se tanti paesi del nostro territorio, che avevano prima nomi diversi, Crespano-Veneto, Bassano-Veneto, Pove, divennero all'indomani della Grande Guerra consapevoli di quel sacrificio enorme, divennero del Grappa, beh allora questa identità è un fatto che ci riguarda per il futuro. E intitolare, ovvero battezzare un luogo pubblico al settimo significa questo. Vogliamo estendere questo abbraccio a voi, soldati in armi, che venite da altre parti d'Italia. L'Italia è una quando riesce a riconoscersi nella sua identità. E l'identità, quando parliamo delle truppe alpine, è montagna. Ed è quella montagna a cui noi guardiamo, sapendo che era un confine ieri fisico, oggi è un confine ideale. Questa è la nostra responsabilità che affidiamo all'Associazione Nazionale Alpini, prima di tutto, Presidente Rugolo. Voi siete il legame forte tra chi ieri fece il servizio militare obbligatorio, che ha formato generazioni di italiani, migliori di altri italiani. È un tema che ci dobbiamo porre, perché quell'identità oggi non è più così scontata e i tempi sono funesti. E allora, in momenti come questi, noi ritroviamo la forza morale, la consapevolezza di essere testimoni di una storia grande che va continuata ad essere raccontata alle nuove generazioni, a cui dobbiamo dire che non ci sono solo diritti, ma ci sono soprattutto doveri, quando si vuole vivere in pace, parola abusata, perché è affermata solo superficialmente, e torna al verbo. Noi affermiamo con il nostro agire, con il nostro comportamento rigoroso, con il nostro rispetto delle regole, dei sacri valori e di quel tricolore. Grazie per questa bellissima cerimonia. Nel vostro manifesto Alpini di Crespano avete messo al numero 1, in quel 100, il vostro campanile, perché anche quella è una formazione di identità, diventa 100 più 1 e ci sarà 100 più 2, 100 più 3, 100 più 4, solo se noi sapremo affermare sempre, comunque, fieramente, l'identità italiana. Viva gli Alpini, viva il 7° Reggimento, viva l'Italia! Un
Un ringraziamento importante all'onorevole Donazzan per queste parole così cariche di significato qui di fronte al nostro amato monte, il Monte Sacro della Patria, il Grappa. A suggello di questa importante giornata porge il saluto conclusivo il presidente della sezione Monte Grappa, signor Giuseppe Rugolo. Benvenuti a tutti. I saluti di circostanza sono già stati fatti, non li voglio ripetere perché siamo in tanti ad aver parlato questa mattina. Lo scenario è meraviglioso agli occhi, scalda il cuore e fortifica l'animo. Mi chiedo, e lo chiedo in occasione di un centenario, perché questo è il momento di farlo, quanto ancora valgono le nostre cerimonie? Quanto di reale c'è dentro a queste manifestazioni? Quanto coscienti siamo di quello che siamo in questo momento e di ciò che rappresentiamo? Ci fu un filosofo Cartesio che sentenziò cogito ergo sum, penso quindi esisto. Beh, io credo e sono convinto che gli uomini dell'Associazione Nazionale Alpini esistono perché credono, si sono sempre fortificati fin dalle origini delle truppe alpine, del corpo degli alpini. Hanno sempre creduto con determinazione, fede, intenti, abnegazione. Quando noi esponiamo i nostri vessilli, se non addirittura il labaro nazionale che riporta queste medaglie d'oro, dobbiamo avere la coscienza di quello che quelle medaglie rappresentano, di chi c'è dietro quella storia. È una storia dagli aspetti valorosi, una storia unica, irripetibile. Ci sono silenzi infiniti, perché quando si leggono i libri di storia si cerca sempre la pagina che rappresenta, raffigura la battaglia. Ma prima e dopo questo momento pensiamo a quanti giorni, a quante settimane, a quanti mesi di trincea. E Crespano del Grappa, Pieve del Grappa, la Pedemontana tutta, così come tutti i luoghi che erano nelle immediate retrovie del fronte, accoglievano quei ragazzi che scendevano a valle dopo 1 o 2 mesi di prima linea. E fatta una doccia e svestiti i vestiti pulciosi che venivano bruciati, raccontavano e scrivevano della gioia e la soddisfazione e, permettetemi questo termine, del gusto di dormire su un barco, in un fienile, con la compagnia di un topolino. E allora io chiedo adesso qui, su questa piazza, chi di noi sarebbe capace di attraversare la stessa esperienza, ma di farlo con la dignità che hanno avuto loro, la determinazione, la fermezza, la saldezza d'animo? Perché questa è la nostra storia. E questa noi dobbiamo portare nel nostro zaino e tramandare. E non tenerla per noi, come qualcuno diceva ieri sera, provocatoriamente e giustamente, ma trasmetterla ai ragazzi, ai giovani. E ce ne sono tanti che ci ammirano. Però l'ammirazione comporta
responsabilità assoluta. Non possiamo e non dobbiamo tradirla, la fiducia che ripongono in noi. Dobbiamo avere quella salvezza d'animo, quella forza nel cuore che hanno avuto i nostri padri 100 e più anni fa, in ogni fronte dove sono stati mandati. E hanno vinto, hanno rovesciato quella che poteva all'apparenza sembrare una sconfitta. L'hanno tramutata in vittoria col loro cuore e il loro animo. E allora mi sia concessa una licenza da Presidente. Fiamme, gagliardetti, alzateli al cielo, di fronte al grande Padre di cui noi sentiamo il respiro ogni santo giorno, se abbiamo la capacità di ascoltare con il cuore. Noi proveniamo da quel luogo sacro, noi siamo quell'uomo, noi siamo i suoi figli, ma come ogni figlio dobbiamo essere degni della sua storia. Prego. Solo questo ci deve accompagnare, non l'effimero. A noi non vengono bene i selfie. Le donne che noi amiamo sono le portatrici karmiche, sono quelle madri che hanno passato mesi o anni ad aspettare i figli che tornassero, o i mariti che tornassero dal fronte. E io ho ben presente la mia madrina di battesimo, che fino all'età di 93 anni ha aspettato suo fratello che tornasse dalla Russia perché era stato dato per disperso. E ha sperato fino all'ultimo momento. E quando ero giovane non comprendevo il valore intrinseco di quel sentimento. Solo poi, crescendo e diventando anziano, ho capito quanta dignità c'era in quel silenzio, ma ho compreso soprattutto quanta lezione ho appreso da quel silenzioso attendere, senza enfasi, senza selfie, perché noi siamo pratici. Lo testimonia la nostra storia, la vostra storia, alpini di Crespano, fra i primi ad avere avuto il coraggio, la forza di abbracciare i rappresentanti di quelli che una volta erano i nostri nemici. E dove farlo? Nel posto più alto del nostro cuore e più sacro. E ci vuole forza e coraggio. E qualche anno fa mi avevano colpito le parole di un rappresentante della Croce Nera. Ci vuole forza d'animo e coraggio a fare centinaia di chilometri per venire in un luogo di una sconfitta. Beh, ha tramutato quella che era una sconfitta in una vittoria. E noi dobbiamo vincere ogni giorno. Dobbiamo farlo in virtù di quei sacrifici che hanno condito la nostra storia, affinché quelle raffigurazioni di medaglie d'oro non rischino di diventare quei cioccolatini che quando ero bambino mi regalavano, che avevano della finta carta dorata e dentro c'era il cioccolato. Lì dentro c'è il sentimento, c'è la gloria, l'onore degli alpini. E vado a concludere perché oramai si fa tardi. Non è un punto d'arrivo, 100 e più 1. Non è un punto d'arrivo. Talete cum, ha detto ieri sera Don Gaetano. Alzati e cammina. Continuiamo la nostra marcia. Andiamo avanti come sappiamo fare noi, col passo lento e cadenzato, forti solo delle nostre armi, che sono la fede e l'amore, carichi del nostro zaino. Andiamo avanti perché fin quando avremo questi sentimenti nel cuore e nell'animo e sapremo rappresentarli degnamente, per gli alpini non ci sarà mai la fine. Viva l'Italia, viva gli alpini, viva gli alpini. Grazie Presidente
concetti che affermano ancora una volta, come hanno fatto gli altri oratori, questi concetti che sono patrimonio della nostra storia. Ora si procede, il programma prevede uno scambio di doni in ricordo di questa giornata tra l'amministrazione comunale, il 7° Reggimento Alpini e il gruppo Alpini di Crespano. Invito quindi il comandante del 7° Reggimento Alpini, colonnello Schifeo, a porgere il dono. Il 7° porge un dono all'amministrazione comunale in ricordo di questa eccezionale giornata. Avete sentito prima che il comandante citava il monumento che campeggia nel piazzale della caserma Salsa d'Angelo. Ebbene, quella è la raffigurazione, quel dono è la raffigurazione del monumento al Vecchio al Boccia, è il simbolo del 7° Reggimento Alpini. Grazie anche al signor Sindaco che ci onora di questo dono. Il comandante desidera naturalmente ringraziare anche il gruppo Alpini di Crespano e quindi un dono al suo rappresentante, l'ingegner Fabrizio Tonella. Al gruppo Alpini lo stemma, il simbolo del 7° Reggimento Alpini, le 3 cime di Lavaredo, il 7, simbolo del reggimento, e il suo motto "De Cel Sapendo, ambisco alle mete più alte". Per ricambiare il gruppo Alpini di Crespano ha voluto fare una cosa estremamente importante al 7° Reggimento Alpini, ha voluto donare un simbolo estremamente particolare che adesso l'ingegner Tonella vi spiegherà, vi racconterà in maniera più estensiva. Allora, devo dare un significato, si chiama colonnella, ovvero il drappo. Ecco, è il dono del gruppo Alpini di Crespano in occasione delle celebrazioni del 101 anniversario di fondazione. Quando in sede di consiglio direttivo, tra le 1000 attività organizzative del nostro centenario, abbiamo pensato a un dono emblematico per il 7° Reggimento Alpini e per in particolare il comandante, che con grande disponibilità aveva assicurato la sua presenza e di un proprio reparto, come molti avevamo l'ambizione di voler essere originali e non ricadere in qualcosa di già visto. Con un accurato lavoro di meningi, analizzate le diverse idee, abbiamo pensato a un simbolo che da tempo vediamo scomparso nei reparti dell'esercito: la bandiera colonnella, ovvero il drappo, istituito fin dal 1600, concesso alla compagnia dei reggimenti di fanteria che aveva in forza il colonnello comandante di reggimento. Successivamente però, grazie ai nostri esperti, abbiamo appurato che i reggimenti alpini, una volta costituiti sulla fine del 1800, non ricevettero mai tale insegna, probabilmente perché considerate unità leggere. Per gli alpini però non esiste l'impossibile e abbiamo quindi preso l'iniziativa, cogliendo l'occasione di questo memorabile anniversario, per farle dono della sua insegna di comando. Il fronte rappresenta il fregio del reggimento, con il robbio rosso, ossia la bordatura rossa che contraddistingue il colonnello comandante di corpo, sul colore verde, distintivo degli alpini, mentre sul verso trova collocazione l'inconfondibile stemma del 7° Reggimento Alpini, al di sotto del quale è posta una dedica evocativa di questa giornata. Bene, un applauso, è veramente un simbolo che raramente si vede, quindi un bravi al gruppo Alpini di Crespano per questo originalissimo segno distintivo che andrà ad arricchire il patrimonio di simboli del 7° Reggimento Alpini. Grazie ancora, veramente lo sottolineiamo, grazie ancora agli Alpini di Crespano. Sì, ci sta un applauso assolutamente. Ora
dei doni che sono simbolo di gentilezza e cortesia. Al nostro sindaco, con un mazzo col tricolore. All'europarlamentare che ci ricordi lassù, che tanto distante ci sembra. Prima l'Italia, prima l'Italia. Poi per il nostro presidente ci sono 3 libri sul grappa. 3 libri sul grappa. Poi per i fotografi questo momento, scambio di doni importante per ricordare questa giornata, in modo che nelle sedi di ciascuno di coloro che hanno dato vita a questa importante cerimonia rimanga un segno concreto. Bene, ci abbiamo alla conclusione di questa. Fabrizio mi fa ancora un cenno che c'è un ultimo presente. gli alpini della sezione. Una formella con basso rilievo che raffigura gli alpini in marcia con l'immancabile mulo, il ponte degli alpini e si scorge il sacrario di Cimagrappa. Bene, ci abbiamo. No, vorremmo arrivarci alla conclusione, ma siete stati particolarmente generosi, bravi. Alpini Crespano si spendono veramente in generosità. La sezione questa volta. Eccoci dunque. Eccoci dunque alla fase conclusiva di questa giornata importantissima, eccezionale direi. La conclusione di una cerimonia che ha previsto la partecipazione di reparti militari si conclude così come è iniziata, quindi abbiamo iniziato con onorare i simboli e le autorità che hanno partecipato e altrettanto nella struttura di una cerimonia si procede a onorarli, vista la loro importanza in uscita. Vengono ora resi gli onori finali al gonfalone del comune di Pieve del Grappa che lascia l'area dello schieramento. Picchetto, attent! Presentat! Onori al gonfalone del comune di Pieve del Grappa!
64esimo comandante del 7° Reggimento Alpini, colonnello Andrea Francesco Schifeo, che si congeda dalla cerimonia. Picchetto, arte! Presenta, arte! Onori al comandante del 7° Reggimento Alpini! Fanfara della Brigata Alpina Giulia, picchetto d'onore del 7° Reggimento Alpini. Vengono ora resi gli onori finali al vessillo della sezione Montegrappa dell'Associazione Nazionale Alpini, accompagnato dal gagliardetto del gruppo Alpini di Crespano del Grappa che lasciano lo schieramento. Picchetto, atti! Onori al vessillo e al gagliardetto! La cerimonia di questa importante giornata si è così conclusa. Ringraziamo ancora tutte le autorità intervenute, l'amministrazione comunale di Pieve del Grappa, la sezione Montegrappa, il gruppo Alpini di Crespano, il cerimoniale sezionale, le sezioni e gruppi ospiti dell'Associazione Nazionale Alpini, il 7° Reggimento Alpini, la fanfara della Brigata Alpina Giulia, le autorità civili, militari e religiose intervenute, le associazioni combattentistiche dell'Arma, il Coro Monte Castelli, la parrocchia di Crespano del Grappa, tutte le realtà associative di Pieve del Grappa e quanti hanno reso possibile questa memorabile giornata. La voce ora alla fanfara della Brigata Alpina Giulia e successivamente insieme alla Filarmonica di Crespano, che eseguiranno alcuni brani quale celebrativa conclusione di questa importante cerimonia, sottolineati dalla voce inconfondibile del nostro amico Nicola Stefani. Viva gli Alpini, viva Pieve del Grappa, viva l'Italia! Viva l'Italia, viva gli Alpini, viva il 7°, viva Crespano. Vi invito a rimanere